Clodovaldo Ruffato, 2 mesi di consiglio, quindi con tutto lo staff non operativo ma stipendiato, e il contribuente paga, è così? Non è proprio così, anche se non si è riunito il Consiglio ancora, ma si riunirà sicuramente l'ultima settimana qui del mese di aprile. Abbiamo la capigruppo esattamente domani per concordare sia i tempi e anche l'ordine del giorno, ma le commissioni hanno continuato a lavorare, stanno continuando a lavorare. La settimana scorsa si sono riunite tutte, sono convocate anche per questa settimana, sicché diciamo io non farei così tante polemiche facili. I tecnicismi però spesso non sono a conoscenza del cittadino, il quale vede insomma cifre esorbitanti pagate anche a persone che in questo momento hanno qualcosa con la giustizia pendente, insomma, ha capito di chi parlo? Sì, ho capito benissimo, ma le norme non le abbiamo fatte noi, quelle dipende dalla legge Severino. Noi l'abbiamo applicata da subito, appena ci è arrivata la comunicazione a suo tempo da parte del prefetto di Venezia e logicamente ci sono delle norme, ci sono delle leggi che passano sopra anche le nostre teste, noi non possiamo far finta che non esistano. La provoco, si potrebbero anche restituire questi soldi? No? Ognuno poi fa quello che vuole, se vuole darli in beneficenza, se vuole usarli con altri scopi è libero di farlo.